Bene, buonasera a tutti, benvenuti. So che questo corso oggi è la seconda lezione, la prima già ha avuto un successo, mi hanno detto, importante. Il corso è organizzato, come sapete, in concomitanza da una collaborazione tra l'Ateneo Veneto e l'Associazione Amici dei Musei Veneziani. E come ogni anno facciamo sempre un periodo autunnale con un corso di storia dell'arte. Quest'anno il titolo è stato suggerito come le sculture che si affacciano alle chiese, ai monumenti privati e che talvolta tutti vediamo ma non apprezziamo nei loro particolari. Quest'anno lo faremo appunto nelle 4 lezioni dei mercoledì di novembre con la collaborazione delle professoresse che sono qui davanti a voi, l'organizzazione della professoressa Martina Franca e Michela Gazzi, e oggi invece relatrice sarà Elena Cera dell'Università degli Studi di Padova. Passo un attimo il microfono alla professoressa Gazzi che così vi illustra in 2 parole, e anche ovviamente alla professoressa Frank, che vi danno un quadro migliore di quello che potrei darvi io delle competenze degli studi della dottoressa Cera. Grazie. Buonasera, vi prometto oggi non parlo, passo soltanto il microfono tra un secondo alla collega Ragazzi, quindi mi fa piacere che anche questo secondo appuntamento riscuote successo di pubblico, e siamo molto contenti di accogliere questa sera una grande specialista di Bartolomeo Bon, al quale abbiamo brevemente accennato anche la settimana scorsa, ma oggi sarà il vero protagonista dell'incontro, e quindi passo la parola alla collega Agazzi che vi presenterà la nostra relatrice di oggi. Benissimo, grazie a tutti per la presenza, l'attenzione. Elena Cera è ora assegnista di ricerca all'Università di Padova e sta facendo un lavoro proprio collegato alla tematica del corso di quest'anno sui monumenti funerari, le orazioni funebri, in particolare per il 400, il secolo a cui ha dedicato maggiore attenzione a partire dalla sua tesi di laurea che ha discusso all'Università di Trento, è dedicata proprio a Bartolomeo Bon. Da quel lavoro di tesi sono usciti parecchi lavori pubblicati in sedi importanti, numerosi articoli che potete andare a leggere se siete curiosi, perché poi è inserito alcune pubblicazioni in accademia.edu e quindi sono liberamente disponibili, oltre che in biblioteca ovviamente. Quindi Bartolomeo Bon è proprio un autore su cui lei ha lavorato molto, e quindi la lezione di oggi sarà informatissima, ma dopo la tesi di laurea ha fatto una tesi di dottorato all'Università di Padova occupandosi di un argomento molto interessante, cioè il rilievo. Ha studiato la ricaduta dei rilievi dei troni. Abbiamo un'importante scultura del Museo Archeologico che prima è stata a Santa Maria dei Miracoli, prima ancora esposta in pubblico, una fonte importante antica, dell'antico, studiata proprio nel 400, e quindi questo è stato l'argomento della sua tesi di dottorato che sta per pubblicare, quindi impareremo, avremo la possibilità di sapere molto. Era un argomento studiato dal punto di vista dell'archeologia, della classicità. C'era una monografia di Beschi, se non ricordo male, però ecco, è stato studiato anche in rapporto al Forzetta. È un testo scultoreo presente anche in più copie, molto molto importante, e presente ancora a Ravenna, e quindi questo lavoro che sta per uscire veramente sarà di grande interesse da tanti punti di vista. Quindi la lezione di oggi ci riporta alla partenza dei suoi studi, ma anche un filo conduttore ancora presente, diciamo, ecco, se può accomodarsi e cominciare la lezione, e la ringraziamo molto perché ci piace avere anche voci
giovani, anche se già molto esperte nell'ambito del corso. Grazie. Grazie. Beh, allora ringrazio l'Associazione dei Musei e l'Ateneo Veneto per avermi invitata qui questa sera e le professoresse Agazzi e Frank anche per questa presentazione così lusinghiera. Appunto sì, in effetti allo scultore Bartolomeo Bon, che forse, come dire, non è esattamente forse lo scultore più noto, come dire, al largo pubblico del Quattrocento italiano, eppure è stato sicuramente il più importante scultore, ma anche architetto veneziano della prima metà del Quattrocento. Bartolomeo Bon nasce attorno all'anno 1400, non abbiamo l'esatta data di nascita, e muore certamente nel 1464. In questi 60 anni, 50 anni di attività, veramente Bartolomeo ha saputo dare forma alla Venezia tardogotica, alla Venezia fiorita, che tutti noi conosciamo, che tutti noi amiamo. È stato lo scultore e l'architetto prediletto da un doge, il più longevo doge della storia della Repubblica di Venezia, Francesco Foscari, come vedremo. L'intervento di oggi in particolare si focalizza sulla porta della Carta di Palazzo Ducale, ma come vedremo anche su altri interventi dello scultore. La porta della Carta di Palazzo Ducale, famosissima, fu commissionata a Bartolomeo Bon e a suo padre Giovanni Buon dai provveditori del Sale, da Tommaso Malipiero e dagli altri provveditori del Sale, il 10 novembre del 1438. La porta della Carta è il monumentale ingresso di Palazzo Ducale che collega la piazzetta al cortile interno del palazzo e si lega intimamente ai lavori di ricostruzione dell'ala occidentale di Palazzo Ducale, che ospitava quello che era il Palazzo di Giustizia. La decisione di demolire il Palazzo di Giustizia, che si presentava insomma pericolante, fatiscente, fu presa nel 1422, quindi quando era ancora doge Tommaso Mocenigo, anche se poi appunto iniziò a essere realmente demolito solamente nel 1423. Il 15 aprile del 1423 fu eletto Francesco Foscari. Francesco Foscari, oltre ad essere il più longevo doge della storia della Serenissima, appunto governa 34 anni, fu anche il più giovane doge a essere eletto. Fu eletto infatti non ancora cinquantenne. E fu anche un doge, una figura complessa. Da un lato il suo governo si collega all'espansione in terraferma di Venezia della Serenissima. Fu una politica, quella di Foscari, anche aggressiva per certi aspetti, ma fu anche un personaggio colto, attento agli studi umanistici, e anche una figura tragica che ispirò importanti opere, che insomma famosissime opere che tutti noi conosciamo, il dramma teatrale di Byron, composto nel 1821, I due Foscari, e il dramma di Giuseppe Verdi, I due Foscari, del 1844. Foscari infatti, il suo unico figlio sopravvissuto, perché poi lui ebbe molti figli, tutti morti a causa delle numerose pestilenze che colpirono Venezia nel corso dei primi decenni del Quattrocento, l'unico figlio sopravvissuto, Jacopo, fu infatti accusato dal governo, in particolare dal Consiglio dei Dieci, di aver tramato, cospirato contro la Repubblica e anche di aver assassinato un membro del Consiglio dei Dieci. E anche, come dire, di aver accettato doni dall'allora Duca di Milano.
Tutte queste accuse, anche se non fu mai chiarito fino in fondo se fossero vere, se fossero frutto di una cospirazione con una famiglia rivale dei Foscari, i Loredan, comunque comportarono la prigionia. Jacopo fu imprigionato, fu torturato e infine condannato all'esilio in Candia, dove morì in effetti nel 1457, pochi mesi prima della morte di suo padre, che morì il 1 novembre del 1457 dopo aver anche subito un'umiliazione, nel senso che fu costretto ad abdicare all'età di 84 anni, fu costretto ad abdicare perché considerato appunto troppo anziano per governare la Repubblica. E pochi giorni prima della morte, una decina di giorni prima, il 22 ottobre, gli fu spezzato l'anello dogale, gli furono tolte le insegne e fu costretto, anziano, ultra ottantenne, a lasciare il palazzo accompagnato da suo fratello Marco. Ecco, un po' per riparare forse a questo dramma, la Repubblica gli organizza veramente dei funerali maestosi che si tengono nella Basilica dei Frari, alla presenza del nuovo doge eletto, Pasquale Malipiero, anche se la vedova Marina Nani non era d'accordo in realtà, perché comunque ovviamente non era d'accordo a questa riparazione tardiva da parte di un governo che comunque le aveva ucciso un figlio e comunque umiliato il marito. Tra l'altro anche la scelta di essere sepolto nella Basilica dei Frari e non nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, che come abbiamo visto nella scorsa lezione della professoressa Frank, simboleggia una presa di posizione, cioè l'ultimo doge che era stato seppellito all'interno della Basilica dei Frari fu Giovanni Gradenigo nel 1356. Appunto Foscari muore il 1 novembre del 1457 e da allora nessun altro doge aveva scelto la sede dei Frari. Questo un inquadramento su colui che commissionò in effetti la Porta della Carta di Palazzo Ducale. La costruzione della Porta della Carta appunto poneva il problema intanto di collegare il Palazzo Ducale al fianco della Basilica Marciana, e questo problema fu risolto con la costruzione del cosiddetto Andito Foscari, cioè quel corridoio a 6 campate voltate a crociera che dalla Porta della Carta immette nel cortile interno di Palazzo Ducale. Questo andito era già in costruzione all'inizio del 1438. L'altro punto era fornire Palazzo Ducale di una facciata monumentale, maestosa, degna dell'importanza della sede del centro politico del potere veneziano. Appunto, e per questo si decide di costruire la Porta della Carta. La commissione, come dicevamo, fu affidata dai provveditori del Sale a Giovanni Bonne e a suo figlio il 10 novembre 1438. I lavori in realtà iniziano solamente nel 9 gennaio 1439, quindi per noi 9 gennaio 1440, perché non so se lo sapete, però insomma l'anno a Venezia iniziava dal 1 marzo, quindi non dal 1 gennaio come per noi, quindi in realtà 9 gennaio 1440. Parecchio tempo, in effetti, però voi dovete anche bisogna considerare che i tagliapietra a Venezia, così come erano chiamati gli scultori, che non erano però solo scultori, i tagliapietra fornivano anche modelli architettonici complessi, erano responsabili anche della fornitura della pietra, quindi commerciavano la pietra con l'Istria, quindi i due buoni in questo caso forniscono la gran parte anche della pietra d'Istria e del marmo rosso veronese della Porta. Ora nel contratto vengono descritti, esplicitati. Insomma, nel contratto si dice che la porta avrebbe dovuto essere decorata con i putti che si arrampicano sul fogliame, che vedete nella parte superiore della porta. Si nomina espressamente il San Marco, dopo vedremo dei dettagli, insomma comunque inizialmente si parla di un San Marco in forma di leone, poi c'è una modifica al contratto e il leone di San Marco in realtà poi si sceglie di raffigurare in effetti il busto del santo. E poi si menziona nel contratto del novembre 1438 solamente la scultura della giustizia, che vedete in cima. Eccola qui, la giustizia. Giustizia che fu sicuramente pronta, scolpita, fu posta in opera già entro l'ottobre del 1441. È interessante perché nel contratto si dice che qualora i provveditori lo avessero voluto, lo avessero desiderato, questa figura della giustizia avrebbe potuto essere scolpita bifronte.
Cioè quindi sì, bifronte, quindi scolpita frontalmente anche dalla parte interna del cortile, quindi visibile frontalmente sia dal cortile che dalla piazzetta. Ecco, per come noi vediamo oggi la Porta della Carta, questo particolare non è immediatamente comprensibile, perché oggi dietro la Giustizia si vede quel muro in marmo rosso e marmo Bardiglio che in effetti impedisce una visione dal retro della figura della Giustizia. Però questo muro fu in realtà aggiunto solamente nel 600, mentre all'epoca dei Bon non esisteva quel muro, quindi in effetti la Giustizia si stagliava contro il cielo, come si intravede, qui ho zoomato tantissimo l'immagine, come si intravede nel telero di Gentile Bellini con la processione in piazza San Marco, che fa parte ovviamente del ciclo per la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista con i miracoli della Vera Croce. Un dettaglio, se riuscite a vederlo, è un po' zoomato, ripeto, però è molto interessante anche perché si intravede come la porta era dipinta. Cioè la scultura nel 400 è dipinta. Noi siamo abituati alla scultura neoclassica, ottocentesca o alla scultura del 500 dopo Michelangelo che abituano alla purezza del marmo bianco, ma in realtà la scultura del 400 è per lo più policroma. Che anche la Porta della Carta presentava delle dorature e anche le nicchie entro le quali sono inserite le sculture, di cui poi vedremo altri dettagli, erano dipinte con azzurro lapislazzuli e c'erano anche tracce di pittura rossa, in particolare negli stemmi foscari in cima alla porta. Appunto la Giustizia, come dicevamo, fu posta in opera entro l'ottobre del 41, ma da un documento più tardo, del 17 aprile del 42, deduciamo che in realtà mancavano quasi tutte le altre sculture della porta. Quindi la scultura della Giustizia in cima era già stata posta in opera, però mancavano tutte le altre sculture. Infatti in questo documento dell'aprile 42 i Bon si impegnavano a concludere i lavori entro un anno, pena una multa di 100 ducati e la confisca dei beni. E in questo documento, che è molto importante per capire le fasi lavorative della porta, si specifica appunto quali sono gli elementi ancora da scolpire. Le cime dei pilieri di sovra e quelli 3 anzoli che tiene il mezzo San Marco e intorno al tempio di sovra e il straforo che accade entro l'arco della ditta porta e le altre figure. Quindi sostanzialmente mancano i putti, tutta la parte superiore, quindi i putti che si arrampicano sulle foglie, di cui qui vedete 2 particolari. Manca il busto di San Marco con i 3 anzoli che lo tengono. E vi prego qui, che adesso appunto vi propongo alcuni dettagli, vi prego di fare anche caso a certi scarti di qualità, certi scarti qualitativi nell'esecuzione di queste figure, perché questo in realtà è un fatto importante per ragionare di questo monumento e in generale poi anche di tutta la scultura veneziana, non solo del 400. E cioè in questi cantieri voi non dovete pensare che lavorasse un solo scultore o 2 soli scultori, ma ovviamente i Bon avevano degli apprendisti, avevano dei garzoni, avevano degli aiutanti, cioè un monumento di queste dimensioni, di questa complessità non è opera di una sola mano. E da qui i problemi per gli storici dell'arte nell'attribuzione delle figure a questi scultori, cioè ragionare sulla paternità di queste opere in questi grandi cantieri complessi, come poi sarà nel 500 per tutti i cantieri di Jacopo Sansovino. È complicato e bisogna ragionare, come dire, con un concetto di paternità ampio, appunto nei termini di una bottega, dove il capobottega fornisce il modello e sulla base di questo modello poi i collaboratori agiscono. E in effetti anche nel caso della Porta della Carta esisteva un modello. Per cui se nel contratto del 38 in effetti si fa riferimento solo ad alcune componenti della porta, è anche perché in effetti i provveditori del sale possedevano un modello della porta, un disegno. Spesso questi modelli erano disegni ma anche modelli tridimensionali, cioè modellini tridimensionali. Comunque, mancava nell'aprile 42 il busto di San Marco e i 3 angeli, mancavano le cime dei pilieri, quindi le cime
i pilastri laterali e verosimilmente anche i putti con gli stemmi Foscari. Prima vi dicevo che c'erano delle componenti pittoriche di rosso e erano rossi in particolare questi stemmi Foscari, erano dipinti di rosso. E si parla genericamente di figure, quindi verosimilmente noi dobbiamo pensare che, tolta la giustizia in alto, le altre virtù nelle nicchie dei pilastri laterali fossero ancora da scolpire appunto nella primavera del 42. Queste figure sono delle virtù, delle personificazioni delle virtù, in particolare la prudenza nella nicchia superiore destra. Qui alcuni particolari. Ecco, un altro aspetto su cui mi preme come dire, porre l'attenzione è anche che le figure della Porta della Carta non si presentano in un buono stato di conservazione. Sono veramente molto deteriorate e devo dire che anno dopo anno si stanno consumando sempre di più e forse insomma certo è un problema musealizzare tutto, perché soprattutto in un paese come il nostro bisognerebbe fare copie di tutto e musealizzare tutte le opere che si trovano all'esterno, però insomma veramente tra le componenti, cioè tra gli aspetti climatici, intemperie e piogge, questa è la Carità che come vedete è praticamente devastata, cioè completamente corrosa, le manca tutto il volto, insomma. Comunque si trova nella nicchia superiore sinistra, qui alcuni dettagli. Ecco, questa è una figura che rispetto alle altre virtù presenta veramente una qualità esecutiva molto scarsa, lo potete vedere da quello che resta, però insomma questo panneggio scolpito in questa maniera un po' confusa, approssimativa, infatti nel mio ragionamento questa figura la lascio da parte, perché veramente presenta una qualità esecutiva molto inferiore rispetto alle altre ed è anche, si presenta in uno stato conservativo talmente scarso e anche onestamente difficile ragionarci troppo. E poi le due virtù delle nicchie inferiori, celeberrime, forse le più famose oltre alla giustizia di tutta la Porta della Carta, che sono la temperanza, con questi bei dettagli antiquari, vedete come l'acconciatura, un po' d'antica statua romana, qui alcuni dettagli. E dall'altra parte, ecco, questa è una foto, appunto, ho trovato una foto d'archivio del 1931 che la mostra ancora con tutto il suo viso, il naso, i lineamenti, il braccio, e una foto che ho fatto io di recente, praticamente il viso non c'è più, le manca tutto un braccio, è veramente drammatico alla fine, in meno di 100 anni i danni che queste sculture hanno subito. E dall'altra parte, nell'altra nicchia inferiore a destra, la fortezza. Anche questa con dei dettagli antiquari, per esempio questo scudo con una decorazione vegetale di gusto classicheggiante. Vi propongo anche della fortezza alcuni particolari. Ecco, poi riprendendo la figura di Foscari, l'orazione funebre il giorno del funerale, del grande e maestoso funerale ai frari, fu pronunciata da Bernardo Giustiniani, storico, umanista, e effettivamente, come dire, le virtù raffigurate nella Porta della Carta sono anche le virtù che Giustiniani attribuisce al doge Foscari nella sua orazione, quelle proprio su cui insiste di più, la fortezza, la fermezza, la temperanza, quindi come dire il non abbandonarsi agli eccessi, il saper governare in modo giusto, certo un topos, però come dire, il grande ingresso monumentale di Palazzo Ducale con queste virtù ci fa anche capire come il governo veneziano vuole presentare se stesso, cioè attraverso quali virtù questo patriziato veneziano del 400 e qui soprattutto Foscari quale immagine appunto vuole proporre di sé all'esterno. E questo è il gruppo del doge inginocchiato davanti al leone. In realtà si tratta di un gruppo scultoreo non quattrocentesco. Infatti i francesi distrussero l'originale nel 1797 e questa è una copia ottocentesca
di Luigi Ferrari. La cosa interessante è che in realtà questo doge non ha le sembianze di Francesco Foscari, cioè Ferrari nell'Ottocento scolpisce il doge sulla base di un busto in realtà di un altro doge, cioè Cristoforo Moro, eseguita più tardi dallo scultore Antonio Rizzo. Quindi in realtà il doge inginocchiato sulla porta della carta era Francesco Foscari nel 400, ma in realtà non ha più l'aspetto di Foscari, che forse non sarebbe tanto contento in effetti, però. Ecco, qui vi propongo le 4 virtù, la giustizia e 3 delle virtù delle nicchie inferiori, in quanto la carità appunto la lasciamo da parte. Queste 4 virtù hanno veramente dato adito negli studi a un dibattito annoso, di difficile risoluzione, in quanto alcuni studiosi hanno proposto che le sculture più gotiche del gruppo, quindi la giustizia e la prudenza, siano opere dello scultore più anziano, quindi di Giovanni Boni il padre e non di Bartolomeo il figlio. E appunto che invece le 2 di gusto più moderno, cioè la temperanza e la fortezza, siano invece opere del figlio Bartolomeo. Come vedete, la giustizia e la prudenza in effetti sono proprio 2 squisite sculture tardogotiche, con delle proporzioni ampie, con un gusto molto decorativo in questa capigliatura così fiammeggiante, così riccia, così voluminosa, con un impianto nel panneggio che non vuole suggerire, non vuole definire un'anatomia sottostante, come è tipico della statuaria antica e come sarà poi della statuaria rinascimentale, ma è un panneggio appunto ampio, pieno di pieghe calligrafiche, cioè con un gusto decorativo, che invece non si vede più nelle effettivamente più aggiornate temperanza e fortezza. Vedete soprattutto il panneggio della fortezza come fascia la figura, come modella il corpo, oltre appunto alla presenza di questi dettagli antiquari. Quindi per giustificare questi scarti stilistici alcuni studiosi hanno ipotizzato che il padre Giovanni Bon sia l'autore della giustizia e della prudenza e che Bartolomeo il figlio della temperanza e della fortezza. Altri studiosi hanno invece ipotizzato che solo Bartolomeo sia lo scultore di tutte e 4 le figure, ma per giustificare questo scarto stilistico avrebbe realizzato le 2 più aggiornate a 10 o addirittura 20 anni di distanza dalle altre. Altri studiosi, io in realtà penso che sia Bartolomeo, e cercherò anche di dimostrarvelo oggi, l'autore delle sculture tardogotiche, quindi della giustizia e della prudenza, e che un collaboratore che io ho cercato di dimostrare potrebbe essere Niccolò di Giovanni Fiorentino, sia in realtà l'autore della temperanza e della fortezza. Ecco, pensare che Giovanni Bon sia l'autore appunto delle 2 sculture, ma anche appunto gli studiosi che propengono per questa teoria, soprattutto una grandissima studiosa di scultura veneziana che è Anne Markham Schulz, attribuisce a Giovanni non solo la giustizia e la prudenza, ma anche di fatto la gran parte delle altre sculture, quindi i putti che si arrampicano sulle foglie, i putti reggistemma. Ecco, questa idea è resa complicata dal fatto che la porta è firmata, ed è firmata a caratteri cubitali Opus Bartolomei. Quindi se il padre avesse avuto tanta importanza, probabilmente il figlio non avrebbe firmato da solo sull'architrave. E tra l'altro un altro dato che rende l'ipotesi complicata è che il 25 marzo del 42, quindi un mese prima del famoso documento dell'aprile 42, dove si dice che praticamente tutte le sculture della porta ancora mancano, un mese prima, nel marzo, Giovanni Bon fa testamento corpore infirmus, quindi malato, ed è sicuramente morto nel 43. Quindi se nell'aprile del 42 mancano quasi tutte le altre sculture, lui era già malato, corpore infirmus, e muore nell'arco di un anno, è anche difficile pensare che in un anno malato abbia realizzato praticamente tutto da solo, ecco. Del resto, per quanto riguarda l'ipotesi di un aggiornamento tardo del figlio di Bartolomeo,
Intanto questa idea è complicata dal fatto che l'ultima opera certa, come vedremo, di Bartolomeo risale al 1448 e noi non abbiamo nessuna opera certa realizzata da lui tra gli anni 50 e 60, insomma prima della morte, muore nel 64, quindi non è dimostrabile in realtà un aggiornamento donatelliano. E poi da alcuni documenti, in particolare la cronaca trevisan, ma anche un poemetto di un mercante fiorentino, Jacopo dal Bizzotto Guidi, sappiamo che nel 42 in realtà la porta era sostanzialmente terminata, cioè sicuramente in tutto il suo impianto architettonico, ma anche a quel punto in molta della sua decorazione scultorea. Quindi è anche difficile pensare che solamente le 2 nicchie inferiori siano state lasciate libere, vuote per 20 anni. Insomma, ecco, la cronaca trevisan quattrocentesca ci dà anche la notizia dell'avvio dei lavori nel gennaio. Il 9 gennaio scrive: fu principiato a lavorare la porta del palazzo il 9 zener e subito fu compita, la qual porta fu lavorata de bande magistro Bortolo Tagliapietra, quindi comunque una cronaca che riporta solo il nome di Bartolomeo, non quello di Giovanni. Nel poemetto di Jacopo dal Bizzotto Guidi, composto nel 42, si scrive: nell'entrata sua una porta rial di tanto pregio, con più volti di pietre a uno assiso, quindi con più sculture attorno a uno assiso che è la giustizia in alto. Intorno a questa porta ha un gran fregio in intagli di cornice e tabernacoli, callo dar quella né un'altra di spregio. Ecco, quindi dovremmo pensare, insomma, che sostanzialmente attorno al 42-43 la porta era completa anche di molta parte scultorea, e quindi appunto è difficile, ripeto, pensare che solamente le 2 nicchie inferiori fossero state lasciate vuote. Ma chi sono i buon? Sospendiamo un attimo la porta della carta. La prima cantiere dove Bartolomeo è documentato al fianco di suo padre è l'Accadoro. L'Accadoro, che è il palazzo sul Canal Grande di Marino di Antonio Contarini. I buon per l'Accadoro lavorano a fianco di altre equipe di muratori, carpentieri, scultori, molto importante la bottega dei Lombardi cappeggiati da Matteo Raverti. Ricevono i buon pagamenti per sostanzialmente tutte le decorazioni architettoniche delle finestre, il cornicione sul tetto, i modiglioni, e i pagamenti vanno dal 18 gennaio del 1422 al 12 dicembre del 1430. L'Accadoro è fondamentale per capire il funzionamento della bottega dei buon, cioè il capobottega è il padre Giovanni. Bartolomeo prima lavora al fianco del padre come apprendista, poi da un certo momento viene chiamato maestro, quindi come dire anche lui assurge il titolo di maestro, però lavorando sempre in società, in compagnia con il padre. In realtà da questi documenti dell'Accadoro emerge che il padre era analfabeta, cioè probabilmente non sapeva scrivere, al contrario del figlio che invece sa scrivere, tanto che è lui che spesso scrive i contratti tra il padre e Marino Contarini. E proprio per l'Accadoro è Bartolomeo che esegue in realtà l'unica scultura che presenta delle figure. Quindi è verosimile pensare che in realtà lo scultore in grado di realizzare figure, quindi sculture in scala monumentale, fosse Bartolomeo, e che Giovanni fosse un marmoraro, un commerciante della pietra. Queste botteghe, appunto, ripeto, si procuravano, commerciavano anche la pietra, ma non abbiamo nessuna prova certa che sapesse anche realizzare delle figure, delle sculture di figura. Ecco, la Vera da Pozzo del Cortile è la prima opera documentata di Bartolomeo, è commissionata il 9 aprile del 1427 e l'ultimo pagamento risale al settembre 1428. Ha 3 lati scolpiti, ovviamente nel quarto passava la secchia per il pozzo, anche ancora una volta con allegorie di virtù. La fortezza con la colonna, la giustizia, non si vede più niente, ma la spada un po' consunta, la carità con il bambino in braccio, simbolo dell'amore verso il prossimo, e la fiamma, anche qui si vede poco, simbolo dell'amore verso Dio, tutto immerso in questo meraviglioso fogliame, cioè proprio, come dire, tipico di questo gusto dell'arte tardogotica a Venezia dei primi decenni del 400.
È molto interessante anche perché già in questa prima opera capiamo alcuni riferimenti culturali di Bartolomeo. Importantissimo è Lorenzo Ghiberti, famosissimo scultore fiorentino, autore fra le altre cose della Porta Nord del Battistero di Firenze. Ghiberti nell'estate del 1424 aveva effettivamente concluso la Porta Nord bronzea del Battistero, che era diventata forse, non so, una delle opere più famose in Italia. E nell'ottobre del 1424 Ghiberti trascorre 1 mese e 20 giorni proprio a Venezia, al seguito di un'ambasciata politica capeggiata da Palla Strozzi e Giovanni de' Medici in funzione anti-viscontea, cioè si voleva stringere un'alleanza con il doge Francesco Foscari contro l'espansionismo di Filippo Maria Visconti. In effetti la politica di Foscari sarà filo-fiorentina, insomma, e anti-viscontea fondamentalmente. Ecco, qui vedete questa citazione soprattutto nel panneggio, cioè in questa forma del panneggio con queste lunghe falcate oblique che, come dire, scivolano al suolo. Ma qui abbiamo anche una citazione letterale. Questo è un gruppo di Madonna col bambino, quello che vedete a destra, noto in un centinaio circa di esemplari in pietra, stucco, terracotta, attribuita appunto a Ghiberti, e proprio grazie alla documentata Vera da Pozzo di Buon, che presenta una citazione letterale da questa Madonna, noi siamo in grado di datare la Madonna di Ghiberti ante 1427-28, cioè l'invenzione di questo gruppo della Madonna di Ghiberti è ante 27-28 perché viene copiata nella Vera da Pozzo di Buon. E ancora, mi piace molto questo particolare, una delle teste che spuntano da questo fogliame così carnoso presenta un'acconciatura un po' anticheggiante, cioè con questa fascia, probabilmente presentava anche i riccioli sopra, che adesso non ci sono più, che ha ancora una volta un'altra citazione della Porta Nord, da una delle profetesse che spuntano appunto dalle cornici della porta e che Bartolomeo riprende anche in una delle testine dell'Andito Foscari. Vi ricordate il corridoio a 6 campate che unisce la Porta della Carta al cortile interno. Quindi ecco, Ghiberti in questo soggiorno veneziano probabilmente aveva portato con lui dei modelli, forse addirittura dei calchi delle sue opere e della Porta Nord. Questo, se vedete la Vera da Pozzo così appiattita, è anche perché è stata soggetta a lungo all'acqua alta e alle intemperie. Questa è una foto che ho trovato online, di quella del 2019, quindi è un broccatello rosso di Verona. Queste sono anche pietre morbide, quindi insomma anche qui anno dopo anno. Ecco, sulla base della documentata Vera da Pozzo, gli studiosi hanno attribuito a Bartolomeo Buon delle altre sculture. Queste non sono documentate, sono attribuzioni sulla base dello stile. In particolare una Madonna Annunciata, forse si trovava ai lati di un portale. Di solito gruppi con l'Annunciazione a Venezia sono frequenti appunto nei portali delle chiese. Sappiamo che fu acquistata questa scultura a Venezia nel 1427, ma altro non sappiamo, e si trova oggi a Francoforte. L'altra scultura invece è documentata alla metà del 400 nell'oratorio della Croce Coperta di Lugo di Romagna e si trova oggi nella sala d'onore della Cassa di Risparmio di Lugo e si presenta in ottimo stato di conservazione, quindi come dire anche un'opera importante per capire proprio la qualità, la bellezza di questo scultore che noi spesso conosciamo attraverso opere abbastanza devastate, appunto come molte delle virtù della Porta della Carta e questa stessa Madonna Annunciata del Liebighaus. Certo, non è mai stata organizzata un'esposizione o una mostra su Bartolomeo Buon, sarebbe anche bello poter vedere prima o poi queste sculture in effetti esposte una vicino all'altra per poter confermare queste idee proposte dagli studi. Però ecco, queste sono attribuzioni che io trovo molto convincenti. Quella della Madonna di Francoforte è stata avanzata da Wolfgang Wolters, importantissimo studioso di scultura medievale veneziana, nei suoi volumi fondamentali del 1976, la Madonna di Lugo da Massimo Ferretti in un articolo del 95, se non sbaglio. Ecco, però tornano queste sigle, queste belle capigliature così voluminose, questo aspetto anche affascinante con questi sguardi vivaci, per quello che resta. Sigle che si trovano in effetti anche nella Giustizia in cima alla porta, che comunque è un capolavoro di Bartolomeo Buon, cioè la Giustizia che diventa anche simbolo di Venezia, con questo aspetto anche ridente, sereno,
Un'altra facciata scolpita che non esiste più, ma di cui intravediamo lo scheletro, cioè restano le sagome delle sculture che un tempo la decoravano, è la facciata della Scuola Vecchia della Misericordia a Cannareggio. La Scuola Vecchia della Misericordia venne costruita nel 1310, ospitava una confraternita di battuti, poi alla metà del Cinquecento i confratelli si trasferiscono nell'attigua Scuola Nuova che nel frattempo era stata innalzata e la Scuola Vecchia rimane come sede dell'arte dei tessitori della seta, che qui restano fino alle soppressioni napoleoniche nel 1806. Dopodiché nel 1920 fu acquistata da Italico Brass, pittore, ho visto una bella mostra l'anno scorso all'Istituto Veneto, che appunto ne fece il suo atelier e anche sede della sua importantissima collezione d'arte. Poi nel 1974 gli eredi l'hanno venduta allo Stato ed è attualmente la sede dei laboratori di restauro delle gallerie dell'Accademia. Ecco, nel 1441 per la Scuola Vecchia della Misericordia Bartolomeo Bon eseguì una serie di sculture. Questo è un disegno di Jan Grevenbroich risalente alla metà del Settecento che mostra tutte le sculture che un tempo decoravano la Scuola Vecchia della Misericordia. In realtà Grevenbroich le disegna quando già furono trasferite sulla facciata della vicina Scuola Nuova. Furono trasferite lì all'inizio del Seicento, però quindi vediamo che c'era una Madonna con della Misericordia che protegge sopra il suo mantello i confratelli, 2 angeli in preghiera e le 3 virtù teologali, la fede in cima, la speranza con le mani giunte e la carità con la cornucopia. Alcune di queste sculture si conservano tuttora. La meravigliosa Madonna della Misericordia è al Victoria and Albert Museum di Londra. Il museo la comprò nel 1881, dopo appunto l'espoliazione del 1806 queste sculture furono momentaneamente trasferite dalla Scuola della Misericordia alla vicina Abbazia della Misericordia e poi negli anni 80 furono comprate, questa fu comprata dal Victoria and Albert Museum di Londra. Ecco, la data del 1441 risale da un documento che indica la decisione del capitolo della scuola di rifare la facciata della scuola per essere mal condizionata. Questo è un documento del 6 agosto 1441 e anche dal fatto che sulla facciata compariva un'iscrizione oggi perduta ma nota da trascrizioni successive che così recitava: 1441 del mese di settembre fo fatto questo lavorier a laude dell'Onnipotente Dio e della sua madre Madonna Santa Maria Madre della Misericordia. Quindi 1441 è una data insomma pressoché certa. Le altre sculture, ecco, delle 3 virtù teologali si conservano la speranza e la carità. La fede momentaneamente è perduta. Queste sono foto che ho scattato io perché si trovano in una galleria privata londinese di St. Fogg, che ha la sede principale a Mayfair, ma loro nella fattispecie sono conservate in un deposito della galleria in un sobborgo londinese, quindi è stato anche, come dire, curioso vedere quanta strada queste sculture hanno fatto dalla facciata della Scuola Vecchia della Misericordia ai sobborghi di Londra. E ancora in loco restano i 2 angioletti che scrollano il cartiglio. Anche qui sarebbe bello poter vedere prima o poi tutte queste sculture riunite insieme. 1441, come abbiamo detto prima, è l'anno in cui fu posta in opera la giustizia e in effetti da un punto di vista stilistico queste 2 opere vanno perfettamente insieme. Cioè, forse guardandole, insomma, anche voi sarete d'accordo che sono 2 sorelle fondamentalmente. Ma anche se noi prendiamo per esempio la scultura della Carità, notiamo appunto queste cadenze gotiche, queste lunghe falcate oblique che gli derivano anche dallo studio di Ghiberti. E potremmo anche scalare cronologicamente la Madonna di Lugo, come dire, presenta questo panneggio più sovrabbondante di stoffa, quindi come dire, ancora con un gusto molto decorativo,
mentre la Prudenza, passando attraverso alla Carità della Misericordia, presenta un impianto in effetti un po' più sintetico, quindi potremmo datare la Madonna di Lugo ai primi anni 30 e la Prudenza in effetti attorno al 42-43, in accordo con i documenti della Porta della Carta. Ecco, dicevamo, per quanto riguardava l'ipotesi di una datazione tarda delle due virtù nelle nicchie inferiori, che in realtà noi non possediamo alcuna opera certa di Bartolomeo Buon databile tra gli anni 50 e 60, quindi noi non sappiamo in effetti come sia evoluto il suo stile. Ora, certamente lui conosceva le novità donatelliane a Padova. Donatello, come sapete, si ferma 10 anni a Padova, dal 43 al 53, e sono 10 anni fondamentali perché segnano la diffusione del linguaggio rinascimentale in tutta l'Italia settentrionale, e proprio Bartolomeo Buon nel 1453 viene scelto, nominato dal doge Foscari tra gli arbitri incaricati di stimare economicamente il gattamelata pro parte magistri Donatelli, quindi per Donatello, assieme a Michele Giambono, quindi tutti artisti di gusto ancora tardogotico che stimano economicamente il gattamelata. Sicuramente era consapevole di cosa stava succedendo a Padova, però, ripeto, non abbiamo alcuna opera certa che testimoni un aggiornamento in senso donatelliano dello scultore. Invece l'unica opera certa, l'ultima opera certamente documentata, è questa Madonna col bambino e il modellino della città di Udine, che gli viene commissionata nel 1948 dal Consiglio del Comune cittadino. Tra l'altro nel documento di commissione viene chiamato Solemni Magistro Lapicida qui fecit porta Palaci Venezis. Quindi nel 48, come dire, i contemporanei erano ben consapevoli che era lui il vero principale responsabile dell'esecuzione della porta, più che il padre, che tra l'altro era morto da un pezzo nel 43, entro il 43. Qui alcune foto, ecco, l'opera fu danneggiata durante la seconda guerra mondiale, quindi forse riuscite a vedere che il bambino, la testa del bambino si presenta con un colore più scuro, perché infatti si tratta di un'aggiunta moderna. E anche qui, come dire, la Madonna di Udine è veramente un punto fermo nella ricostruzione del catalogo di Buon. Madonna di Udine è 1448, è certamente stata eseguita da lui, anche perché suo padre era già morto, e come dire, si legge perfettamente in continuità con la Madonna della Misericordia. Una 1441, una 1448, in effetti si intravede comunque come dire, un aggiornamento, nel senso che questo panneggio della Madonna di Udine effettivamente si mostra più sintetico, più aderente, però in una figura che è ancora di impianto tardogotico anche nella, come dire, nell'imponenza delle dimensioni. Qui un altro dettaglio, insomma, spero che vi convincano questi. La facciata, anzi l'intera ricostruzione della Chiesa della Carità, ma visto che stiamo parlando di facciate, è un'altra grande impresa di Bartolomeo Bon. Chiesa di Santa Maria della Carità, oggi come sappiamo tutti sede delle Gallerie dell'Accademia, era in realtà la chiesa dell'Ordine dei Canonici Lateranensi, che furono soppressi nel 1768 e nel 1807 la chiesa divenne sede delle Gallerie dell'Accademia. La ricostruzione in forme gotiche della chiesa fu effettivamente effettuata da Bartolomeo Bon, che ricevette pagamenti per un decennio circa, dal 1442 al 1452. Ed è un cantiere molto importante perché ci dà ancora molti indizi su come funzionavano le botteghe del 400. Perché infatti nel 1445, per esempio, gli vengono commissionate 2 sculture perdute, un Sant'Agostino e un San Girolamo, e sono le uniche sculture di tutto il complesso della Carità per cui i committenti gli chiedono esplicitamente di realizzarle de sua man, cioè di sua mano. Tutte le altre, evidentemente, come dire, potevano essere demandate a collaboratori, come effettivamente adesso vedremo succede. Qui intravedete in questo dipinto della metà del Cinquecento circa che sopra il portale della Chiesa della Carità compariva un rilievo scolpito con l'incoronazione della Vergine. Anche qui intravedete che era dipinto, credo che riusciate a intravedere le dorature.
Nel 1452 Bartolomeo riceve dei pagamenti per delle figure che Matteo Ceriana ha messo in relazione con il San Giovanni Evangelista, il Cristo Pantocratore e il San Giovanni Battista, che sono tuttora in effetti dentro le gallerie dell'Accademia, costituiscono le chiavi di volta delle 3 absidi. Anche se comunque, come dire, un impianto stilistico riconducibile alla mano di Bartolomeo, allo stile di Bartolomeo è sicuramente riconoscibile, la qualità qui è un filino inferiore, quindi nel 1452 lui riceve effettivamente dei pagamenti, probabilmente per queste 3 figure, ma probabilmente ne demandò l'esecuzione alla bottega. Mentre per quanto riguarda la lunetta che compariva sul portale, che qui vediamo in un altro disegno di Grevenbroich della metà del Settecento, vediamo anche che sopra compariva un mezzo busto di Carità, ancora una volta perduto, e 2 angeli che srotolano il cartiglio come quelli della Misericordia. Di tutto il portale disegnato da Grevenbroich resta in realtà solo la lunetta che si trova nella sagrestia, in una delle sagrestie, nella sagrestia piccola della Chiesa della Salute, perché fu acquistata da Moschini nel 1820 per il seminario patriarcale, insomma, alla Salute. Questa lunetta, per cui ancora una volta è Bartolomeo che riceve in mano i pagamenti fra 1443 e 44, stilisticamente e in modo convincente è stata riferita allo scultore responsabile ad esempio del Tempio Malatestiano di Rimini, Agostino di Duccio, uno scultore fiorentino che col fratello era stato accusato di aver rubato nella chiesa dell'Annunziata di Firenze degli argenti, cioè degli ex voto di argento, quindi era dovuto fuggire da Venezia, e nel 46 la madre testimonia che i suoi figli Agostino e Cosimo avevano effettivamente riparato a Venezia e appunto durante questo soggiorno veneziano probabilmente Agostino ha lavorato dentro la bottega di Bartolomeo Bon, realizzando in particolare la lunetta che stava sopra il portale della Chiesa della Carità con l'incoronazione della Vergine. Quindi ecco, capite, sono botteghe complesse dove il capobottega fa i modelli, dirige i lavori, ma appunto all'interno di queste botteghe lavoravano molti altri collaboratori, molti altri scultori. Nel 1460, per esempio, il duca di Milano Francesco Sforza aveva comprato da Cornaro, da Marco Cornaro, se non sbaglio, il palazzo che appunto proprio perché fu acquistato dal duca di Milano si chiama tuttora Ca del Duca sul Canal Grande a San Samuele. Ecco, Francesco Sforza lo compra da Cornaro nel 1460. La Ca del Duca è un progetto di Bartolomeo Bon che ci stava ancora lavorando, la stava costruendo in quegli anni, e l'ambasciatore milanese Guido Bono in una lettera allo Sforza proprio scrive, mostrando tutto il suo stupore, che questo capomaestro Bon riceveva comunque uno stipendio alto, 150 ducati, ma in realtà si limitava a dirigere, coordinare i lavori e impartire ordini. In realtà non faceva lui materialmente, ma aveva appunto dei collaboratori, dei sottoposti. Ecco, un'altra facciata, qui non è una facciata in realtà realizzata da Bartolomeo Bon, ma adesso vedremo perché, si riferisce alla chiesa di Santa Eufemia alla Giudecca. La chiesa di Santa Eufemia alla Giudecca è una chiesa antichissima, fondata tra il IX e X secolo, consacrata nel 1371 alle martiri di Aquileia, Eufemia, Dorotea, Tecla ed Erasma, anche se appunto poi ben presto nota con la sola intitolazione a Santa Eufemia. Subì fra 6 e 800 numerosissimi restauri che ne alterarono profondamente le sembianze. Tra l'altro il colonnato che vedete sulla facciata settentrionale era il colonnato del coro pensile di Michele San Micheli per la vicina chiesa del monastero femminile benedettino dei Santi Biagio e Cataldo, acquistato da Stucchi nel 1880 per farne il suo mulino, ed è proprio Stucchi che vende quindi le colonne al parroco, insomma, di Santa Eufemia. Ecco, sopra il portale di Santa Eufemia c'è questa lunetta. In realtà non sappiamo se questa lunetta fosse stata scolpita in effetti per Santa Eufemia o magari non provenisse dalla vicina chiesa dei Santi Biagio e Cataldo, con la Madonna col Bambino in trono fra 2 santi, il santo di sinistra col bordone San Giacomo Maggiore, protettore dei pellegrini, e poi abbiamo una santa martire con la palma del martirio che però
non si può identificare con certezza in Santa Eufemia, in realtà, anche perché Santa Eufemia di solito ha il pugnale conficcato nel petto che lei non ha. Si potrebbe anche pensare, intanto San Biagio e il monastero dei Santi Biagio e Cataldo sorgeva sopra un antico ospizio per i pellegrini in viaggio verso la Terra Santa, quindi forse la presenza di San Giacomo, come dire, potrebbe celare un ricordo dell'antica funzione del luogo, e ricordo comunque che alla Giudecca sorgeva una chiesa servita, Santa Maria Novella, costruita nel 1371, sul sito di un più antico oratorio dedicato proprio a San Giacomo Maggiore, e infatti ben presto assume l'intitolazione a San Giacomo, quindi non è neanche da escludere che questa lunetta provenga da altre chiese giudecchine. L'unica testimonianza grafica, non sappiamo nulla della storia di questa lunetta, ecco l'unica testimonianza, la più antica testimonianza che io ho rintracciato almeno è questo disegno di Vucetich, spero di pronunciarlo giusto, del 1896, che però comunque la indica già sopra il portale di Santa Eufemia. Ecco, e io sono convinta, devo dire, che si tratti di un'opera di Bartolomeo Buon, come ho scritto in un articolo di qualche anno fa per Arte Veneta. Tra l'altro, devo dire, è una scoperta come dire, per me entusiasmante, nel senso che comunque dopo le spoliazioni napoleoniche tante sculture veneziane, tante opere d'arte veneziane sono finite veramente nei più disparati musei del mondo. Adesso sto studiando per esempio la tomba di Orsato Giustiniani, che era nella Certosa di Sant'Andrea al Lido. Una parte delle sculture di questa tomba sono finite in Texas, cioè quindi, come dire, fare una scoperta ancora a Venezia e non in qualche museo molto lontano, insomma, ecco, è stato, facendo questi confronti, ecco, insomma, mi sembra convincente che si tratti un'opera di Bartolomeo Buon, confrontando con altre opere che abbiamo visto, la Madonna di Lugo, ma anche la Prudenza. Ecco, devo dire che forse come datazione siamo più verso la Prudenza, quindi pieni anni 40, che non negli anni 30, perché comunque anche qui notiamo una nuova semplificazione dell'impianto che tende più verso gli anni 40. E, come dire, direi che anche questa lunetta di Santa Eufemia costituisce un po' il punto che mancava per confermare tutte queste attribuzioni, tutte queste ipotesi, come dire, è un po' l'anello che mancava per confermare alla fine che Bartolomeo Buon è in effetti questo scultore, un meraviglioso scultore tardogotico. Questi confronti mi sembrano particolarmente, insomma, convincenti. Ma allora chi è lo scultore delle due virtù inferiori della Porta della Carta? Due virtù che in effetti parlano già un linguaggio donatelliano. Cioè, se Bartolomeo Buon in effetti non ha questo aggiornamento in senso donatelliano, ma resta un bellissimo scultore tardogotico, chi è il collaboratore che realizza nella sua bottega quelle due virtù così già più moderne? Un collaboratore come era stato Agostino di Duccio, lo abbiamo visto nella lunetta per Santa Maria della Carità. Io penso che possa trattarsi di Niccolò di Giovanni Fiorentino, uno scultore nato attorno al 1418, probabilmente originario dell'attuale Grassina, frazione di Bagno Ripoli presso Firenze, che ben presto si deve essere trasferito a Padova, dove può lavorare o comunque studiare i grandi cantieri donatelliani dell'altare della Basilica del Santo, del Gattamelata e di tutte le altre opere che Donatello sicuramente realizzò a Padova e che si sono perdute, e autore del monumento del Doge Francesco Foscari ai Frari. Questo è un monumento, in questa sepoltura è sepolto anche il nipote di Francesco, uno dei figli di Jacopo, anche lui, Francesco di Jacopo Foscari, che morì fra il 1460 e il 26 giugno del 1461, quindi insomma è un monumento che si può datare fra la morte del nonno e la morte del nipote. È forse la prima opera, anche forse non proprio pienamente, ma insomma che presenta un linguaggio rinascimentale in questa teatralità di queste figure che si muovono sotto il baldacchino, nella drammaticità
dell'opera. Ecco, vediamo anche qui le 4 virtù, ancora una volta questa presenza costante delle virtù, ancora una volta la fortezza, la temperanza, la prudenza, probabilmente la giustizia, anche se non è chiarissimo, questa presenza di virtù in questi grandi monumenti pubblici che indicano come volevano presentarsi i patrizi veneziani, che immagine di sé volevano dare attraverso tutte queste allegorie di virtù ben visibili in questi spazi, come le basiliche, come la Porta della Carta. Ecco, io sulla sono confronti stilistici, non ho nessuna base documentaria per dirlo, però ecco, mi sembra possibile e convincente che possa trattarsi dello stesso scultore, uno scultore che in realtà è documentato in Dalmazia a lungo, è documentato in Dalmazia per la prima volta nel 1464 a Sebenico, poi nel 67 a Trogir, avrà una lunghissima carriera in Dalmazia, appunto fra Sebenico e Trogir, poi fa anche il portale della chiesa di Santa Maria nell'isola di San Nicola alle Tremiti, diventerà protomaestro del Duomo di Sebenico e muore attorno al 1506, quindi come dirà una lunga e documentata carriera adriatica, cioè fra la Dalmazia, la Puglia, fra 1464 e i primi anni del 1500, e in realtà prima noi non sappiamo niente, quindi la ricostruzione della sua attività veneziana, che si deve soprattutto ad Markham Schulz, si basa puramente sui dati dello stile, anche se in realtà una traccia documentaria importante ce l'abbiamo, ed è stata ritrovata dalla Sesta Schulz nel 99, che ha rintracciato all'Archivio di Stato il testamento, un testamento di Niccolò di Giovanni Fiorentino del 62, un testamento che costituisce un documento veramente anche unico, nel senso che gli esecutori testamentari sono 2 personaggi di spicco, sono Alvise Lando, che diventerà conte di Trogir di lì a poco, nel 1470, e Francesco Trevisan, che era priore della Certosa al Lido e padre spirituale di quello che diventerà il doge Cristoforo Moro, quindi come dire che un tagliapietra avesse come esecutori testamentari 2 figure di questa levatura, comunque ci indica che era uno scultore che aveva dei committenti molto importanti. Nel caso della tomba Foscari non possiamo dire con certezza se si tratti di un progetto interamente realizzato da Niccolò di Giovanni o se il progetto fosse ancora di Bartolomeo Buon e Niccolò entra appunto in questi anni, lavora nella sua bottega, forse nella Porta della Carta, forse anche nel monumento Foscari. E qui concludo con un passo dalla guida Cose notabili della città di Venezia di Francesco Sansovino del 1561, concepita come dialogo tra un veneziano e un forestiero. Alla domanda del forestiero su cui fosse l'artefice della Porta della Carta risponde il veneziano: il nome è noto, ma il cognome e la patria è incognita, perciò che sopra la porta sono queste parole: Opus Bartolomei, quasi che non vi fosse in quei tempi altro Bartolomeo che lui. Risponde quindi il forestiero: costui doveva essere il primo allora, se per il suo semplice nome veniva conosciuto, come è anche oggi conosciuto quest'altro Michelangelo. Nel 500 ovviamente Michelangelo è più celebre, e ecco, questo per indicare comunque l'importanza di uno scultore che è stato in effetti il più importante scultore della prima metà del 400 veneziano. E concludo. Bene, grazie molte. Devo portare i saluti della Presidente Antonella Magaraggia, che si è ammalata, voleva esserci ma non è potuta venire. E forse c'è un po' di tempo per qualche domanda e qualche curiosità. La volta scorsa non ci sono state domande. Sottoponiamo a Elena Abbiamo visto Cera tante questa cose. tortura. No, anzi mi farebbe molto piacere. No, è stato esauriente al massimo il suo intervento. Bene, mi spero pare. che insomma sia stato chiaro, abbiamo visto un sacco di cose e, ecco, spero sì, magari come dire di avervi dato anche qualche spunto di un
Ci sarà di una qualche scultura a pellegrinaggio. Venezia del 400 che magari è un po' sottovalutata rispetto alla pittura a Venezia, magari come dire Venezia si guarda più alla pittura, soprattutto per il 400-500 la scultura magari è meno, come dire, sotto i riflettori, e invece al netto della qualità di conservazione che abbiamo visto spesso veramente molto scarso, presenta comunque veramente dei bellissimi pezzi che sarebbe bello prima o poi poter vedere tutti con la assieme. scultura è sempre un problema perché pesa. Sì. E fare le mostre di scultura costa tantissimo per i trasporti. Mostre di scultura Sì. sono veramente difficili. Sì. E poi sì, diciamo che in generale il Medioevo e il 400 non sono di moda. Anche se poi vedo che l'uditorato, la presenza di oggi ci testimonia l'interesse. Ecco, Credo che nessuno riesca a fare domande quando uno è così dettagliato e preciso. Niente, allora io volevo solo ringraziarla, Grazie. ovviamente è stata molto disponibile, bravissima. E ricordare a tutti il terzo incontro che si terrà mercoledì 13 novembre, la scultura pittorica di Alessandro Vittoria, modelli decorativi nella Venezia della metà del Cinquecento, e il relatore sarà il professor Lorenzo Finocchi Ghersi dell'Università di Milano. Allora vi attendiamo tutti e grazie per essere venuti. Questo era copiato, grazie mille.